Dopo settimane di polemica a distanza, domani a Roma l'incontro tra il governatore Zaia e il ministro Toninelli sul piatto Mose e Navi, ma non solo, e venerdì l'arrivo del ministro Pentastellato per la riapertura del ponte della Priula. Nel frattempo si avvicina l'appuntamento di lunedì a Losanna, quando il CIO deciderà chi assegnare le Olimpiadi invernali 2026. Il governatore dice: sto scrivendo il discorso e lancia un appello ai giovani, riempite i social di selfie e hashtag. In 3 anni è aumentata la forbice tra redditi medio-alti e quelli bassi e aumentano le diseguaglianze sociali, l'allarme del centro studi dello SPCGL. Non ce l'ha fatta la 55enne di Spresiano, coinvolta giovedì scorso nello schianto tra la sua auto e un tiro a Maserata. La donna è morta nella notte, il commosso Dio del figlio su Facebook. Treviso Basket in Serie A, ieri quasi 2000 persone in piazza Burchiellati per l'abbraccio dei tifosi della squadra, intanto si comincia a progettare la nuova impegnativa avventura. Una processione in preghiera contro il Gay Pride a Treviso fa discutere di queste ore l'iniziativa di un gruppo cattolico che vuole organizzare la marcia qualche giorno prima dell'evento del 29 giugno. Autorità oggi, prima giornata di esami con la prova di italiano, Ungaretti e Sciascia per l'analisi del testo, dalla Chiesa, Bartali, Staiano e Montanari per il saggio breve e i temi di attualità. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben trovati all'edizione di Treviso dei nostri telegiornali per parlare di un faccia a faccia importante dopo tante settimane di polemiche, quello tra il governatore Luca Zaia e il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Danilo Toninelli. Venerdì è stato ufficializzato oggi, il ministro Pentastellato sarà nella Marca per la riapertura attesa del ponte della Priula, il primo arrivo, la prima inaugurazione, diciamo così, dopo aver disertato, benché invitato, l'apertura della Pedemontana, lo ricorderete. Però non sarà quello il primo faccia a faccia tra i due dopo queste settimane di polemiche, perché domani a Roma c'è un vertice e questo vertice vedrà proprio di fronte Zaia e Toninelli. Dopo settimane di botte e risposta a distanza e polemiche, ora il governatore del Veneto Luca Zaia e il ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli si troveranno faccia a faccia per ben 2 volte in 2 giorni. Domani a Roma al Ministero per un vertice convocato da Toninelli per discutere di Mose. L'indomani a Susegana per il taglio del nastro del nuovo ponte della Priula. E questa sarà la prima inaugurazione di un'opera pubblica in Veneto a cui presenzierà Toninelli dopo aver disertato l'apertura del primo tratto di Pedemontana. 2 incontri, 2 occasioni per chiarire e chiarirsi, e di carne al fuoco ce n'è molta, a partire dalle grandi navi a Venezia. Toninelli era arrivato in laguna la scorsa settimana, ma in quell'occasione non c'era stato l'incontro con le istituzioni locali. Il presidente del Veneto si toglie un primo sassolino dalla scarpa. Io non cerco la rissa con nessuno, però di certo non ho gradito il fatto che si sia detto che io non vado alle riunioni, quando di riunioni sulle grandi navi ne è stata fatta in un anno una sola, una di natura tecnica, alla quale ho mandato i tecnici, quindi ho mandato il mio assessore De Berti, ed è stata una riunione che si è tenuta il 19 febbraio del 2019. Quindi dire che manco alle riunioni e sembra che vado pronto a fare altro, decisamente no. Ma detto questo ce lo lasciamo alle spalle, guardiamo avanti, cerchiamo di collaborare ovviamente con tutte le istituzioni dello Stato. Con Toninelli parleremo di grandi navi, spiega il governatore. Per noi resta fermo il tema del comitatone del 2017 con l'allora ministro Del Rio. L'unica soluzione rapida è quella di utilizzare una viabilità acquea che è distante da Venezia, che è utilizzata da sempre dalle petroliere che vanno a Marghera. Venerdì alle 11 invece nuova occasione di incontro tra il ministro e il presidente del Veneto, quando ci sarà l'apertura ufficiale del nuovo ponte della Priula. Si potrà anche passeggiare, perché poi ci sono le piste ciclabili, oppure si va da sotto direttamente sul vetro del Piave e si ammirerà questo ponte che di fatto è stato totalmente restaurato, ma dentro, e non si vede, ha un'anima d'acciaio che è la vera struttura portante che noi abbiamo inserito. 2 momenti che vedranno Zaia tu per tu con un ministro pentastellato. L'autonomia non può rimanere fuori dalla porta. E l'autonomia resta la priorità di questa regione. Io spero che questo governo si decida quanto prima a portare in Consiglio dei Ministri una bozza di accordo, di intesa, come è stata definita tecnicamente e giuridicamente. Guardi, il processo è innescato, perché indietro non si torna più. Ne parlerà comunque con Toninelli? Beh, non escludo che un accenno lo si possa fare, anche se la partita è gestita ad altri livelli. E mentre si prepara a questi 2 appuntamenti, Zaia ci dice che sta scrivendo il discorso di presentazione per il 24 giugno alle 18, quando a Losanna verrà scelta la località che ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026 tra Cortina Milano e Stoccolma, e il presidente del Veneto lancia un invito ai cittadini.
adesso stiamo cercando di diffondere, soprattutto ai giovani, ai ragazzi, a chi usa i social, di farsi una foto con questo cartello, no? Con Milano Cortina e l'hashtag, cerchiamo di diventare endemici e virali, visto considerato che da noi tutti vogliono le Olimpiadi, a differenza di Stoccolma, dove sembra che un cittadino su due non voglia le Olimpiadi. Adesso parliamo un po' delle tasche dei cittadini e di redditi che vedono sempre più diseguaglianze, lo dice il centro studi dello CGIL, il solco che è sempre più ampio negli ultimi anni, negli ultimi 3 anni in particolare, tra redditi medio-alti e redditi bassi. I numeri non mentono e i numeri dello CGIL dicono che dal 2014 al 2017 sono aumentati i contribuenti con i redditi medio-alti, mentre quelli con redditi bassi nella fascia tra 0 e 10.000 euro, se da un lato diminuisce il loro numero, passati da 159.490 nel 2014 a 156.879 nel 2017, in parallelo vedono diminuire il valore medio del reddito che passa dai 4.909 euro ai 4.737 euro, e questo perché in quella fascia, spiegano dal sindacato, entrano i lavoratori precari con salari più bassi. Un conto è guardare la media, l'altro conto è guardare i soggetti che stavano bene prima e continuano a star bene perché i contratti si rinnovano e perché non sono precari, sapendo che invece c'è una parte, la cosiddetta area di povertà, che sta aumentando. Le fasce deboli aumentano perché sono aumentate, e anche nelle fasce intermedie aumentano il numero di contribuenti, ma non aumenta il medio pro capite. La forbice tra redditi elevati e più bassi aumenta, e aumenta di molto. Aumentano i contribuenti con reddito complessivo tra i 26.000 e i 55.000 euro, passati in 3 anni da 123.000 ad oltre 138.000, e ancora quelli tra i 55.000 e i 75.000 euro. Nel 2014 erano 12.377, nel 2017 13.944. Nella fascia oltre i 120.000 euro il numero è passato dai 4.500 ai 5.328, ma il centro studi dello CGIL si è spinto oltre, analizzando i redditi pro capite più alti nei 95 comuni della Marca. Stilata la classifica dei primi 10 comuni con il più alto reddito pro capite nella fascia tra i 75.000 e i 120.000 euro. Apre la graduatoria Monfumo, chiude Cornuda. Il pro capite medio si articola tra i 98.000 e i 95.000 più alto, quindi una cifra che è spostata verso l'alto. Se consideriamo oltre i 120.000 euro, qui abbiamo addirittura, ad esempio nel comune di Segusino, 432.000 euro 527 di pro capite medio. Dunque ben al di sopra dei 120.000 euro posti come asticella di valutazione. Interessante poi l'analisi del reddito più basso pro capite, sempre nella fascia oltre i 120.000 euro. Il più basso è del comune di Arcade con 157.000. La cronaca adesso con una raffica di incidenti che hanno funestato la Marca nella giornata, soprattutto nella mattina. Intorno alle 6, scontro frontale a Marino di Piave tra 2 autovetture, 2 persone di 55 e 23 anni rimaste ferite, fortunatamente non in modo grave, trasportate all'ospedale di Conegliano. Sul posto, oltre ai sanitari del SUE, ma anche i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire la dinamica. Qualche ora più tardi, lungo l'A27, poco dopo lo svincolo di Treviso Sud, tamponamento tra 2 vetture che ha causato rallentamenti al traffico. Anche in questo caso 2 feriti, quello più grave è un 53enne rimasto incastrato tra le lamiere, liberato dai vigili del fuoco ed è stato trasportato con l'elicottero al Cafoncello. Era invece accaduto giovedì scorso un grave incidente tra un tigre e un'auto a Maserata, e purtroppo la donna coinvolta in quel sinistro non ce l'ha fatta. Giorni di speranza attaccata a un filo e poi il filo che si spezza. Un calvario da giovedì pomeriggio fino alla scorsa notte, quando Alessandra De Lorenzi è morta nell'ospedale di Treviso. La 55enne vi era ricoverata dopo il terribile schianto tra la sua auto e un camion a Salettuola, Maserata sul Piave, la scorsa settimana. Le sue condizioni erano da subito apparse molto gravi, ma i familiari hanno sperato fino all'ultimo che Alessandra riuscisse a salvarsi. Nelle scorse ore il figlio Giovanni ha scritto un commovente messaggio di addio alla mamma su Facebook. La famiglia è molto conosciuta a Maserata. Con il marito Maurizio la 55enne si era poi trasferita a Spresiano. Grande appassionata di sport, era tesserata con l'Atletica Villorba, mentre il marito aveva militato in passato nel direttivo dell'Atletica Spresiano.
In merito al sinistro, la procura ha aperto un fascicolo in cui viene ipotizzato il reato di omicidio stradale e l'autista del camion è stato iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto. Dopo l'autopsia verrà stabilita la data dei funerali. Ancora la cronaca: in fiamme 3 auto nella notte a Pieve di Soligo. L'incendio è scoppiato intorno alle 2 di notte. Ad avvertire i vigili del fuoco i residenti. Le fiamme sono partite da una vettura e poi si sono propagate ad altre 2 macchine. Tutte e 3 erano parcheggiate in via 4 novembre a Pieve di Soligo. Sul posto sono arrivate 4 squadre dei vigili del fuoco da Conegliano e Vittorio Veneto. Sull'episodio indagano i carabinieri. Sarebbe del tutto escluso il dolo. Secondo i primi accertamenti, una delle vetture si sarebbe incendiata a causa di un cortocircuito e le fiamme avrebbero poi interessato anche le vetture vicine. Non è stata trovata traccia di altri inneschi o acceleranti come benzina o altri liquidi infiammabili. Ulteriori accertamenti saranno eseguiti dal nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco. Allora, Farra di Soligo, ieri abbiamo raccontato le parole, l'amarezza dei fratelli Stella coinvolti in quella inchiesta sulla morte di Alessandro Sartore, poi scagionati. Ieri appunto la rabbia anche per la lapidazione sui social e gli stessi fratelli Stella che ora lanciano un vero e proprio appello al governo contro l'odio sui social. Ieri Alberto e Francesco Stella hanno voluto rompere il silenzio e raccontare come hanno vissuto quei terribili giorni dal carcere alla libertà, passando per una condanna, non quella giudiziaria, ma attraverso i social. Insulti, minacce di morte. Abbiamo vissuto sulla nostra pelle, dicono, come sui social non ci sia nessun limite. È difficile definire l'accanimento nei nostri confronti con un termine diverso dal linciaggio. Noi abbiamo ricevuto, qui ne ho stampati, questi sono alcuni, sono più di 5.000 tra insulti, minacce di morte, ingiurie, calunnie rivolte a noi, alla nostra famiglia, ai nostri amici, a qualsiasi persona provasse anche solo a dire: ma perché state accusando se non sapete i fatti? Partirà quindi proprio da loro una campagna perché la politica possa prendere provvedimenti ed arginare un fenomeno che hanno ribadito è assolutamente fuori controllo. Penso che la politica possa avere un compito veramente importante se prendono realmente a cuore il l'hate speech o il cyberbullismo, no? Si può anche definire in questo modo. Non è servito l'esito autoptico che stabiliva che la morte di Alessandro Sartore era stata causata da infarto a far calmare gli animi. I messaggi sono continuati. Brucia tantissimo perché sono state fatte delle offese, come abbiamo detto prima ci sono state delle istigazioni all'odio che non vanno assolutamente bene. Portano le persone a diventare quello che magari non sono, da dietro la tastiera diventano un'altra cosa, poi magari quando li incroci per strada ti salutano normalmente anche. Le indagini su quel terribile giorno andranno avanti, ma loro hanno deciso di combattere anche questa battaglia. Adesso la crisi a Castelfranco della Stiga, nota azienda specializzata nella produzione di trattorini e macchinari per il giardino. Nei giorni scorsi primo incontro tra aziende e rappresentanti sindacali sul nuovo ribilanciamento dell'organico e si parla di un centinaio di esuberi suddivisi tra impiegati, una quarantina e operai, una sessantina. Il percorso verso il piano definitivo è ancora lungo. Lunedì mattina ci sarà un'assemblea sindacale con i lavoratori. Su questo interviene il segretario provinciale del PD Giovanni Zorzi, che dice: siamo per la tutela dell'occupazione e auspichiamo una risoluzione condivisa tra le parti sociali che eviti trasferimenti di produzione e tagli al personale. Qualsiasi scelta che possa mettere in discussione questo patrimonio della Stiga, nonché il futuro e la sicurezza di chi ha contribuito con il proprio lavoro, deve essere valutata con grande attenzione. E adesso, per tornare a parlare del basket, della Treviso Basket che è tornata in Serie A, e allora le immagini, i colori, la festa di ieri sera in Piazzale Burchiellati. Forza Treviso! Treviso Basket, Serie A, l'abbraccio di Treviso ai ragazzi della De Longhi, Treviso Basket. Sono emozioni indescrivibili, insomma, se non le vivi non puoi capirle. Sì, è creata una passione tra il tifoso e la città.
che una volta era di Benetton, adesso la sentiamo più nostra. Sono stati anni molto sofferti, ma il risultato è questo. Oggi mi avete fatto litigare col sindaco di Bologna perché mi hanno ripreso con quel coro che come fa il coro? Chi non salta? La differenza di quest'anno con quello che avete questi 6 anni passati è che ciascuno ha capito che non avrebbe fatto niente se anche avesse fatto una nostra vittoria se non avessero vinto tutti. Noi ci abbiamo messo tutto quello che avevamo, voi ci avete messo tutto quello che avevate e grazie a questo siamo riusciti a portare il nuovo consenso. Treviso Basket, il popolo di Rimini, a festeggiare un grande successo! Com'è stata questa festa? Bellissima, finalmente li abbiamo visti. Secondo voi l'anno prossimo lo scudetto è possibile? Sì, dai. Sì, sì. Fai un po' il coach, cosa manca? Bisogna inserire qualche altro giocatore? No. Va bene così? Mai smettere di sognare. E già si guarda al futuro. Si riparte da qui, da una squadra forgiata per essere compatta sempre e comunque. Sfilano sul palco e ricevono l'abbraccio gli eroi della De Longhi e i tifosi già si chiedono quanto potrebbe cambiare lo scenario ora che la A è raggiunta. Tornate al top, ma il top è complicato da mantenere e il Consorzio Universo Treviso, struttura portante della società sportiva, lo sa bene. Stiamo già ragionando su cosa fare, questa è una nuova battaglia, finanziariamente ovviamente abbiamo dato stabilità alla nostra società, ovviamente è un progetto che dobbiamo maturare bene tra imprenditori, tra professionisti, tra persone del Consorzio, ma vi assicuro che abbiamo le idee chiare, che sappiamo esattamente dove andare. Dunque necessaria nuova linfa anche a livello economico e c'è una squadra da mantenere o migliorare. È evidente che ci vuole tanto, ma abbiamo le basi. Le basi sono quello che ho detto prima, una grande società, una grande città e soprattutto un grande pubblico. Con queste 3 basi si può comunque fare bene in Serie A, sarà un grande passo, sarà il primo anno di TVB in Serie A. Bisogna solo avere grande passione, grande fiducia. Dalle stelle Logan e Barnett, da capitani Imbrò a tessitori, dai guerrieri Uglietti e Alviti. Quanto potrebbe cambiare l'assetto? Lo diranno le prossime settimane. La scorsa estate la squadra fu quasi smantellata e ricostruita con l'obiettivo promozione. Ora le ambizioni sono diverse, ma il metodo del presidente Vazzoler è sempre lo stesso. Nella scelta che facciamo di solito la parte umana è molto importante oltre a quella tecnica. La tecnica può sempre essere migliorata, l'uomo è quello che hanno dentro e abbiamo cercato di avere sempre brave persone e fortunatamente le abbiamo trovate. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta per parlare del Gay Pride che si terrà, come sapete, il 29 giugno, sabato 29 giugno a Treviso. Ebbene, fa discutere in queste ore una iniziativa di un gruppo cattolico che qualche giorno prima, il 23 di giugno, data scelta non a caso, essendo il Corpus Domini, il giorno del Corpus Domini, una processione contro, diciamo così, il Gay Pride, partenza dalle 16:30 dalla stazione, una processione di preghiera a piedi verso Piazza dei Signori con alcune soste per recitare appunto qualche preghiera e versi della Bibbia. Davanti al corteo uno striscione con le frasi delle Genesi e un crocefisso e le immagini della Madonna. C'è questo dibattito in queste ore, appunto, quanto questo gruppo ha diramato alcuni volantini per far partecipare queste persone a una processione di preghiera
per purificare, diciamo così, almeno così dicono, la città dal Gay Pride. Altri pensieri però per il sindaco di Treviso, pensieri riguardo al futuro anche culturale della città. Oggi una trasferta importante a Vienna per il primo cittadino. È la prima grande mostra sotto la mia amministrazione. È emozionato il sindaco Mario Conte, che direttamente da Vienna annuncia l'esposizione che dal 30 novembre al 31 maggio sarà ospitata negli splendidi spazi di Santa Caterina a Treviso. Annunciamo questo matrimonio tra la città di Treviso e Vienna perché attraverso questa collaborazione col Kunst per la prima volta riusciremo a portare 50 dei più grandi capolavori in Europa e proprio nella nostra città Treviso. Natura in posa è il titolo della mostra, che documenta come il soggetto della natura morta si sia sviluppato tra la fine del Cinquecento e lungo tutto il XVII secolo a livello europeo. Guiderà il visitatore alla scoperta di uno dei generi più suggestivi della pittura europea. Un'esposizione che approda a Treviso con l'obiettivo di coinvolgere tutto il territorio sin dalle fasi dell'allestimento. Questa mostra nasce proprio dalla collaborazione di tutte le associazioni di categoria che hanno sostenuto il nostro progetto, ma poi anche da un punto di vista culturale ci sarà un coinvolgimento degli artisti locali uniti ai grandi artisti mondiali che oggi sono ospiti del Kunst di Vienna. Questo segna solo l'inizio, spiega il sindaco, dei grandi eventi a Treviso. Sarà la prima grande mostra della nostra amministrazione, che sarà il primo passo di quella che è la programmazione culturale che vedrà protagonista Treviso nei prossimi 4 anni. E adesso la maturità, è arrivato il giorno, la prima prova con l'italiano. 8.000 studenti trevigiani hanno affrontato questa mattina la prima prova di maturità, ovvero italiano. Gli ammessi all'esame dovevano scegliere tra diverse tipologie di tema, analisi del testo argomentativo e tema d'attualità. Ungaretti e Sciascia per l'analisi del testo, dalla Chiesa a Bartali, Stagliano e Montanari per il saggio breve e i temi d'attualità. E la prima prova è andata, verso le 12:30 dal liceo Canova hanno cominciato ad uscire i primi studenti. Com'è andato? Secondo me è andata bene. Mi si è presentata una traccia che sinceramente mi aspettavo vivamente che venisse fuori, quella su Ungaretti, il tema della guerra. Ti aspettavi queste tracce? Allora, sì, però personalmente mi aspettavo anche una traccia legata all'ambiente, visto che è comunque un tema molto affrontato di recente, ci sono state anche le marce qui a Treviso e comunque anche in altre città, quindi pensavo di trovare qualcosa anche di quello. Come ti è sembrata questa prima prova? Beh, le tracce erano orrende, però... sì, fattibili, sì, si facevano, però non mi sono piaciute assolutamente. Avrei preferito quelle dell'anno scorso, però. La seconda prova è quella che preoccupa maggiormente gli studenti. Nella seconda prova dovrò studiare anche la letteratura. Seconda prova spero sia abbastanza simile alle simulazioni che abbiamo già svolto e sono preoccupata più per inglese che per tedesco, perché so che il livello è un po' più alto, quindi... incrociamo le dita. Sul cambiamento dell'esame di maturità gli studenti si sono rassegnati, ma dicono doveva valere per quelli di prima, non certo per noi che li stiamo affrontando ora. Sì, l'orale è una cosa nuova perché appunto con questo discorso delle buste ci troviamo tutti, noi ma anche i professori, un po' in difficoltà perché ci troviamo davanti a una cosa a cui non abbiamo mai assistito, non abbiamo mai provato. Per l'orale cosa ti aspetti? Non so, noi siamo finiti tardi, quindi ho tempo per andarmi a vedere gli altri e vedere come funziona esattamente. Spero che siano clementi, dato che è tutta una cosa nuova. Magari la prossima volta saperle un po' prima queste cose, perché comunque sì, sia noi sia i professori comunque abbiamo dovuto cercare un modo per adeguarci, insomma, e niente, ci ha un po' infastidito, ma vabbè. Non è stato facile? Questo no, di sicuro, adesso vediamo un po' con gli orali eccetera come andrà, speriamo che per il prossimo anno, se rimane così, si riesca a trovare una soluzione prima. È un giornalista trevigiano, ma è diventato uno dei più importanti giornalisti economici a livello nazionale, direttore di Bloomberg Milano. Parliamo di Tommaso Ebert, che autore anche di un recentissimo, importante libro, forse più completo, sulla figura di Sergio Marchionne, ed è lui l'ospite fra pochissimo di 20:10 con Ferdinando Avarino. E adesso vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci.
Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. L'anticiclone rimane ben saldo sulle nostre regioni. La giornata di giovedì 20 giugno dunque ci regalerà ancora il bel tempo. Nel dettaglio sul Veneto sarà ampiamente soleggiato dappertutto, il cielo sarà sereno al massimo velato su tutte le province. Al pomeriggio però sarà possibile qualche veloce temporale sui monti bellunesi. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime comprese invece tra 28 e 31 gradi con punte di 34 gradi sul Rodigino. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà una giornata soleggiata dappertutto, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 19 e 22 gradi, massime comprese invece tra 27 e 30 gradi. Situazione simile sul Trentino Alto Adige, dove ci sarà il bel tempo, sarà infatti ampiamente soleggiato su tutti i settori, ma dalle ore pomeridiane non si esclude qualche piovasco sui settori settentrionali della nostra regione. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime oscillanti invece tra i 31 e i 32 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.